La possibilità che siano prossimi provvedimenti di limitazioni diffuse per contenere il contagio non è remota e perfino il Presidente della Regione Veneto sta attendendo le decisioni governative prima di emanare l'annunciata ordinanza il cui contenuto è ancora riservato ma che indubbiamente comporterà restrizioni. Il Bellunese è l'area dove attualmente i numeri pesano come macigni. Rispetto al periodo primaverile, diciamo così, da quando è partito il lockdown, le sensazioni sono che adesso ci sono tante persone che conosciamo che sono positive, mentre prima secondo me era un numero ristretto, ma soprattutto erano anziani. Adesso l'età media si è notevolmente abbassata. Si sarebbe potuto fare di più nei mesi estivi, è l'interrogativo che si rincorre di bocca in bocca, ma si sa, la teoria del dopo non trova riscontro. Secondo me noi adesso dobbiamo affrontare questo momento così difficile e delicato cercando veramente di rispettare tutte quelle che sono le norme imposte. Devo dire che sto preparando anch'io, adesso sto pensando di realizzare anche una lettera da mandare ai cittadini almeno del mio comune di Longarone, ma non per creare un allarmismo eccessivo, ma perché veramente ci sia un senso di responsabilità più forte. Tornare al lockdown porterebbe alla devastazione economica del nostro territorio, osserva Padrin, che auspica attenzione dal mondo della scuola ai luoghi dello svago, senza scordare il trasporto pubblico. E se il DPCM ha bloccato fiere e sagre paesane e sospeso l'attività convegnistica, così non è stato per gli eventi di carattere nazionale come le fiere di settore. A Longarone il 31 ottobre aprirà a Redamont protocolli di sicurezza rigidissimi, superficie espositiva ridotta pur se si annuncia una nutrita presenza di aziende italiane e straniere. Sarà l'edizione più difficile della storia di Arredamont, dice Padrin. I presupposti non sono semplici.